se vuoi bisogno, se no c'è il microfono da prototipo e però prima di partire no, quello sopra sta il lock e quello sotto siamo già in live. Buongiorno, iniziamo il nostro convegno, siamo in diretta con Facebook del Festival delle Foreste e in YouTube. Abbiamo l'opportunità quindi di avere un'ora di tempo per condividere insieme per quanto riguarda il nostro convegno l'innovazione della certificazione dei servizi ecosistemici PFC e per dare l'annuncio della prima certificazione ufficiale che è concessa a Foresta Amica per la foresta demaniale di Veneto Agricoltura. Quindi è un momento per noi ovviamente di grande orgoglio, addirittura storico potrei dire, perché sono anni che lavoriamo a questo standard e finalmente abbiamo avuto la possibilità di metterlo in pratica. La certificazione è stata effettuata da CSQA e quindi avremo 3 relazioni che permettono di spiegare la logica dei servizi ecosistemici, le procedure e infine, grazie ai consulenti del progetto BioDelta For, il progetto Interreg di Veneto Agricoltura Regione Friuli Venezia Giulia, l'opportunità di mettere in pratica questi standard di questo progetto applicati alla certificazione della biodiversità di PFC. Allora iniziamo formalmente questo evento, chiedo a Maria Cristina D'Orlando, che rappresenta l'ufficio di presidenza dei PFC, di avvicinarsi al tavolo per i saluti istituzionali. Prego Cristina, te la parola. Buongiorno a tutti, porto i saluti del presidente del PFC Italia, Francesco Della Giacoma. Innanzitutto devo dire che il PFC è il maggior sistema di certificazione della gestione sostenibile delle foreste. Il PFC Italia, cioè lo schema nazionale del PFC, quest'anno compie 20 anni e appunto ho voluto sottolineare questo importante traguardo con la realizzazione di un nuovo schema, lo schema dei servizi ecosistemici. E quale migliore occasione per presentarlo qui in Cansiglio alla Fiera Festival delle Foreste, questo importante evento, presentarlo assieme a Veneto Agricoltura e così realizzare appunto questo schema dei servizi ecosistemici. Devo dire che è il primo schema che viene ottenuto anche nell'ambito della certificazione PFC internazionale, il primo al mondo. Il PFC Italia è nato per valorizzare le foreste italiane, per incrementare l'utilizzo del legno locale, per far sì di diminuire quell'80% di legno che importiamo dall'estero. A questo scopo sono state fatte una serie di certificazioni in questi 20 anni. La certificazione per la gestione forestale sostenibile, quindi 24.000 proprietari hanno certificato le loro foreste, siamo arrivati a 900.000 ettari. La certificazione della gestione sostenibile dei pioppeti, 7.500 ettari, e la certificazione delle catene di custodia, quindi la rintracciabilità della filiera, 1.200 aziende certificate. In tutti questi schemi erano già presenti i servizi ecosistemici, cioè l'assorbimento del carbonio, la biodiversità, la tutela verso la protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico e anche gli aspetti culturali, turistico e ricreativi. Erano già presenti perché i criteri e indicatori europei avevano particolare attenzione anche a questi aspetti e alla multifunzionalità delle foreste. Ma aver fatto una certificazione consente di valorizzare maggiormente questi aspetti, di focalizzarsi su di essi, di misurarli e di consentire ai proprietari che si certificano
di avere di dimostrare il loro sviluppo, il loro impegno a favore della biodiversità e la possibilità appunto di comunicarlo e di fare delle partnership con altre aziende, con le aziende del legno, che vogliono a loro volta legare la loro immagine, il loro impegno allo sviluppo della biodiversità. Queste regole sono state fatte, appunto, come si è detto, con un lavoro di diversi anni, con tutti i portatori di interesse, quindi sono delle regole condivise, che naturalmente devono essere verificate sul campo per vedere la loro effettiva applicabilità. E qui dobbiamo dire grazie a Veneto Agricoltura e a Foresta Amica, che ha consentito per prima di testare queste regole e di ottenere la prima certificazione per i servizi ecosistemici. E noi ci auguriamo che con questo esempio di Veneto Agricoltura tanti altri proprietari forestali italiani seguono per l'appunto questo esempio e si certificano per i servizi ecosistemici così importanti per PFC, per la comunità e di contrasto ai cambiamenti climatici. Grazie. Grazie. E per i saluti istituzionali siamo partiti molto presto col diretti dell'1 per Foresta Amica. Non so se Michele Nenz vuole venire o qualcun altro. Al limite si fanno i saluti più tardi. Allora passiamo subito alla parte tecnica. Abbiamo Veneto Agricoltura rappresentato qui da Giustino Mezzavira che farà le conclusioni. Quindi siamo in questo momento proprio anche tutti contenti di farvi vedere un po' il risultato di questo lavoro che dura da diversi mesi. Allora chiedo al tecnico Franz Zanne, che ringrazio per averci messo in condizioni, nonostante la mattinata così presta, di strutturare la nostra presentazione, e vediamo subito se parte, in maniera tale che poi lo faccio con... benissimo. Bene, a parte così entriamo nel merito. Noi abbiamo tecnicamente e operativamente un'ora di tempo perché, come sapete, il festival, che aderisce a tutte le regole di rispetto delle procedure anti-Covid, deve avere 15 minuti di sanificazione. Quindi noi dobbiamo assolutamente chiudere in meno di un'ora. Sì, nessun problema. Intanto iniziamo. Di cosa parliamo? Parliamo del mondo dei servizi ecosistemici che sono generati dalla gestione sostenibile delle foreste. Tanto chiariamo subito, le foreste e i servizi ecosistemici ce l'hanno comunque, cioè non è che arriva l'uomo e li genera. Quello che però noi pensiamo, e la scienza ce lo conferma, è che un bosco gestito in maniera sostenibile ha un incremento di fornitura dei servizi ecosistemici. Quando parliamo di servizi ecosistemici parliamo di le funzioni climatiche, quindi l'assorbimento dell'anidride carbonica, parliamo delle funzioni idrogeologiche, parliamo di qualità dell'acqua, dell'aria, parliamo di tutela della biodiversità, parliamo anche delle funzioni turistico-ricreative. Ecco, tutte queste che sono, qualcuno li chiama servizi, però a questo punto c'è il ruolo, l'uomo, sembra che la natura sia a servizio dell'uomo. In realtà è più corretto parlare di funzioni che svolgono le foreste. Perfetto, ci siamo. Vediamo se anche funziona. Eccoci qua. Grazie, perfetto. Allora, la relazione ha come obiettivo appunto di presentare la certificazione dei servizi ecosistemici e noi abbiamo come obiettivo quello di parlare dello standard di certificazione. Lo standard, prego. Lo standard tecnicamente è una struttura
di procedure che contiene al suo interno come si fa una certa attività e quali sono gli indicatori che permettono di raggiungere delle soglie di criticità, quindi di superare o meno queste attività. Se noi consideriamo uno standard per essere riconosciuto, credibile e rigoroso, deve passare delle fasi. La prima fase è la costituzione della documentazione, poi testarlo sul campo, poi farlo riconoscere a livello nazionale, dopodiché si emette un certificato, che è l'ultimissima fase. In questa situazione chi ha aiutato a testare lo standard è stato proprio Foresta Amica, che ha chiesto a Veneto Agricoltura di provare sul campo in un luogo come la Foresta del Cansiglio per verificare per esempio la tutela della biodiversità e la sua crescita, il suo incremento, se è fatto. Ovviamente, come dicevo prima con il dottor Fontanive, ci piace vincere facile, perché venire alla Foresta del Cansiglio per verificare la biodiversità, una foresta che è gestita da centinaia d'anni, dove fare selvicoltura è proprio una palestra, qui verificare la quantità di specie rare, endemiche, di specie che hanno proprio in questo luogo una caratterizzazione, è stato facile, tra virgolette. Facile? Beh, ce lo dirà dopo il dottor Cassol, che fa parte del gruppo che per anni ha lavorato con BioDeltaFor per studiare quanti mesi e mesi di rilievi per poter tirare fuori dei dati che dicono la foresta del Cansiglio è tra le più biodiverse dell'Italia. Infatti il punteggio che è stato che è venuto fuori dai nostri studi dicono questa cosa. Possiamo andare avanti a questo punto? Perfetto. Non si vede dallo schermo, qui c'è il certificato emesso, più grande, non riesco va bene. Abbiamo lo standard, abbiamo il certificato emesso dal CSQA che dice: il gruppo PFC Foresta Amica ha testato lo standard sulla biodiversità per, e c'è scritto in basso, 1292 ettari gestiti da Veneto Agricoltura. Noi sappiamo che il bosco ha diverse funzioni, infatti vedo che qua non funzionano proprio abbiamo varie funzioni, tra cui quella produttiva, cioè legno e prodotti forestali non legnosi, la tutela della biodiversità, i servizi di stoccaggio dell'anidride carbonica, quindi funzione climatica, di mitigazione del cambiamento del clima, la tutela idrogeologica e ultima ma non ultima sono le funzioni turistico-ricreative. PFC ha due standard, uno per il mondo delle foreste, uno per l'arboricoltura, e adesso si unisce quella dei servizi ecosistemici e quella della tracciabilità. La vicepresidente D'Orlando ha chiaramente spiegato, no, che l'Italia ha questa grande forza delle industrie di trasformazione, quindi la certificazione di catena di custodia è quella che garantisce che da un bosco, una piantagione ben gestita, si ha un prodotto, una filiera di trasformazione. Quindi parlare di gestione sostenibile vuol dire poi che possiamo incrementare i servizi ecosistemici, le funzioni quindi prodotte dal bosco. Abbiamo delle specifiche caratteristiche che vengono comunicate attraverso appunto la certificazione. Noi siamo qui per fare quindi questo primo test sulla biodiversità, ma abbiamo già l'impegno di Foresta Amica a incrementare questo test. Anche qui
nelle foreste di Veneto Agricoltura per lo stoccaggio e l'incremento del stoccaggio dell'anidride carbonica e le funzioni turistico-ricreative. In particolare questa funzione qui l'abbiamo già verificata con il nostro standard che verrà pubblicato appena il Consiglio d'amministrazione dà l'ok, anche per quella funzione che è l'idoneità al benessere fornito dalle foreste. Quindi parliamo in inglese di forest bathing o in giapponese Shinrin-yoku. Bene, anche questa abbiamo visto che dopo la pandemia c'è stato un incremento proprio di attenzione verso queste funzioni della foresta. Da questo punto di vista dobbiamo educare un po' più il cittadino che pensa di andare in un mall, in un centro ricreazionale, invece di entrare in un luogo naturale, però questo fa parte della crescita, no? Che tutta la società civile dovrà fare. Allora, certificato sui servizi ecosistemici, perfetto. Quanto vale? Vale tanto quanto quella di gestione forestale sostenibile. Quindi già questo spiega che prima ci deve essere una certificazione di sostenibilità della gestione, solo successivamente si ha la certificazione delle funzioni che svolge una foresta. I controlli possono essere fatti contestualmente alla sorveglianza o periodicamente, al massimo 3 anni, quindi primo anno, terzo anno, quinto anno. Per esempio il carbonio forestale, sono diverse le funzioni, ma i controlli vengono fatti solo se c'è un'attività addizionale rispetto all'ordinarietà. La logica è che un bosco l'anidride carbonica la stocca comunque, noi dobbiamo mettere in pratica delle attività selvicolturali che incrementano lo stoccaggio, quindi l'assorbimento annuale. Quindi capite che dobbiamo investire energie, tempo e risorse per poter aumentare, quindi creare un delta, una differenza tra quello che la foresta fa ordinariamente e quello che noi creiamo in maniera addizionale. Quindi è sempre una frazione dell'assorbimento. Poi, vedete, c'è l'allungamento del turno in un ceduo o la conversione di un ceduo ad alto fusto. Abbiamo poi delle buone pratiche come l'antincendio boschivo o il rimboschimento o imboschimento. Questo sia dopo un evento eccezionale, come per esempio è accaduto per Baia o come può accadere per un incendio, o anche semplicemente per attività di imboschimento e rimboschimento ex novo. Altra cosa, e soprattutto qua l'abbiamo imparato grazie ai tecnici, quindi ringrazio ancora Fontanive, Giustino Mezzalira e tutti i tecnici di Veneto Agricoltura, in cui noi abbiamo visto che la difesa della rinnovazione dal pascolo dei selvatici è un'attività aggiuntiva che uno fa per aumentare appunto l'efficacia della rinnovazione. Un'altra cosa che crediamo innovativa è l'uso di oli biodegradabili, l'uso di benzine alchilate che permettono, questo grazie a dei software e degli algoritmi, di verificare quanta meno emissione di anidride carbonica c'è nell'aria. Da questo punto di vista giochiamo anche un ruolo interessante per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi, che in questa situazione è meno interessante, ma vi assicuro che in altre zone appenniniche delle isole fare attività di antincendio boschivo permette di ridurre il rischio di incendiabilità e quindi di evitare le emissioni di anidride carbonica in aria. Anche questo può essere stoccato, quantificato e successivamente inserito nella logica dei crediti di sostenibilità. Le funzioni turistico-ricreative ne abbiamo parlato. Quello che ci interessa è parlare appunto della tutela della biodiversità. Qui, per quanto riguarda il mondo del Cansiglio e tutti gli altri boschi in cui verrà applicato,
Noi ci siamo basati fortissimamente sulla struttura dello standard creato per il progetto Interreg BioDelta 4. Infatti sono stati presi gli indicatori adeguati alla logica PFC e successivamente implementati in campo. Ma ne parlerà dopo la dottoressa Dini. Ovviamente, voi sapete, il nostro mondo è diviso anche in foreste e piantagioni. Per quanto riguarda le piantagioni, grazie a un accordo, a un protocollo d'intesa con WBA, World Biodiversity Association, sono stati utilizzati gli standard previsti per Biodiversity Friends legato al mondo dell'agricoltura e sono state già fatte delle aree pilota in aree di pioppicoltura. Quindi grazie a questo accordo con WBA noi abbiamo utilizzato i loro indicatori che sono completamente inseriti nello standard PFC. Quindi un certificato di tutela della biodiversità della pioppicoltura avrà due loghi, PFC e WBA. Ora, la prima certificazione, peccato che non si veda tanto, e siamo felici che ci sia. Michele Nenz di Coldiretti Belluno farà i saluti alla fine, prima di Giustino Mezzalira, anche perché sono fondamentalmente loro coloro che hanno ottenuto la certificazione. E dicevo, questo test sulle foreste demaniali di Veneto Agricoltura sono esattamente il luogo di diciamo onorificenza di questa attività. Ecco, io ho finito, vi ringrazio e chiedo a Francesca Dini, sempre del PFC Italia, di spiegarci come si è arrivati a questo punto, con quali procedure. Il relatore successivo, Michele Cassolla, invece spiegherà in che maniera in campo sono state applicate le regole di BioDelta 4 per arrivare alla certificazione PFC. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Dini, collaboratrice di Antonio Bunori al PFC Italia e insieme a lui ho collaborato alla redazione di questo standard sui servizi ecosistemici PFC. Il mio ruolo oggi è quello di spiegarvi dal punto di vista tecnico come si certifica la biodiversità forestale. Quindi in pochi minuti cercherò di riassumere quello che è la parte relativa alla biodiversità forestale presente in questo nuovo standard. Il nostro standard è stato emesso per la prima volta a metà agosto, quindi è uno standard giovanissimo e ha già subito una sua prima revisione. In seguito al test che abbiamo svolto insieme anche ai consulenti di BioDelta 4 che ci hanno veramente supportato tantissimo in questa fase, abbiamo fatto un ulteriore aggiornamento che uscirà probabilmente alla fine di questo mese. Quindi tutte le informazioni che vi darò saranno comunque conseguenziali a questo ulteriore aggiornamento che è nato anche grazie al test svolto sulla foresta del Consiglio. Adesso se riesco a andare avanti. Mi potete supportare tecnicamente? Non posso? No. Ok, come aveva già anticipato il dottor Brunori, la certificazione dei servizi ecosistemici si basa sempre su una certificazione di gestione forestale o gestione dell'arboricoltura già in corso. E in questo caso appunto andiamo a parlare dell'ambito relativo alla biodiversità. Qui non funzionano le animazioni, ma vi avrei fatto vedere che gli strumenti che PFC ha messo a disposizione di coloro che vogliono certificare la tutela della biodiversità sono appunto lo standard, che uscirà nella sua nuova versione 0.2 probabilmente alla fine di questo mese, una checklist in cui inserire tutte le informazioni necessarie che serviranno poi all'organismo di certificazione per assicurare che l'applicazione dello standard è stata fatta correttamente
e questi strumenti sono tutti a libera consultazione a disposizione di chiunque sia interessato a vederli e consultarli all'interno del nostro sito www.pefc.it nella pagina Sviluppo di standard di servizi ecosistemici di Foreste e Piantagioni. Quello che sicuramente sarà necessario a chiunque decida di applicare questo standard è di avvalersi di consulenti altamente specializzati. Questo perché per quanto riguarda la biodiversità e poi si vedrà anche successivamente per il benessere forestale, il consulente dell'area forestale che andrà incontro a certificazione dovrà avere una formazione di alto livello che probabilmente sarà erogata direttamente per conto del PFC da parte dei consulenti stessi del progetto Biodelta 4 che hanno anche collaborato con noi alla redazione dello standard e di conseguenza ci sarà bisogno di personale formato direttamente da loro. La certificazione potrà poi essere rilasciata dai due organismi di certificazione che effettivamente già seguono la gestione forestale sostenibile, che sono CSQA, che ha già rilasciato la certificazione per questa prima volta qui in Calzio, e l'altro ente di certificazione che si occupa di gestione forestale sostenibile, che è CSQ. Però nella pratica l'area che si vuole certificare cosa deve fare per certificarsi una volta che si è scaricato il nostro documento? Allora, per prima cosa dovrà compilare il documento principale, che vi ho detto essere un file Excel già presente all'interno del nostro sito e che prende il nome di documento di progetto. Mi spiace che non si vede dall'animazione, però qui c'era uno screenshot della prima pagina del documento di progetto. Il documento di progetto contiene 5 pagine e fogli Excel all'interno di un unico file. La prima pagina Home contiene tutte queste informazioni di base che devono essere riportate. Sono informazioni estremamente generali e si adattano a tutti i servizi ecosistemici che sono previsti dal nostro standard, non solo alla biodiversità. Ovviamente ci sono dei punti che sono idonei oppure no all'applicazione dei diversi servizi ecosistemici. Quindi si richiederanno le finalità generali del servizio, l'individuazione delle aree che rilasciano il servizio stesso con dei punti georeferenziati e poi tutte quelle che sono le risorse messe a disposizione dall'area per tutelare il servizio ecosistemico, che sia carbonio, biodiversità oppure turismo. Non mi metto a elencare uno per uno appunti perché sono consultabili appunto nel nostro sito e anche abbastanza semplici nella loro applicazione. Mi aiuta ancora. Ok, il nostro standard prevede 11 indicatori al suo interno. Come vedete sono stati, e come ha già detto Antonio in precedenza, presi quasi interamente dal progetto Interreg Biodelta 4 e adattati al PFC. In che senso adattati? Il progetto era stato sviluppato ovviamente in quest'area che può essere considerata un'area prealpina, mentre le foreste certificate sono presenti in tutto il territorio italiano. Di conseguenza alcuni parametri che erano stati identificati inizialmente sono stati o parzialmente modificati o è stato indicato un fattore di conversione che ne permettesse l'applicazione non solo in queste aree ma in tutto il territorio italiano. Come vedete sono divisi in due gruppi. Agli indicatori di approfondimento della gestione forestale sostenibile, ovvero degli indicatori già presenti all'interno del nostro standard GFS, ma approfonditi tramite questi indicatori, ed 4 indicatori totalmente nuovi, cioè vanno a considerare degli ambiti che noi precedentemente non abbiamo considerato per la gestione forestale sostenibile. Questi indicatori a loro volta presentano una o più specifiche al loro interno per un totale di 22 specifiche. Le specifiche, come potete vedere, si dividono in 2 tipologie, specifiche qualitative e quantitative. Le specifiche qualitative sono puramente descrittive e c'è un tempo di compilazione di questa parte che va dal momento della certificazione al successivo momento di visita da parte dell'organismo di certificazione. Quindi non sono
necessari al momento della certificazione stessa. E abbiamo poi invece delle specifiche quantitative che invece richiedono la loro validazione e la loro quantificazione prima che l'organismo di certificazione vada in campo. Questo che cosa significa? Sono degli indicatori che permettono di dare punteggi su diversi ambiti di tutela della biodiversità, da parte sia della flora che della fauna presente nell'area. I parametri di valutazione possono essere sia positivi che negativi e hanno un punteggio che va da 0 a 5 per quelli positivi o per quelli detrattivi da 0 a -5. Questo che vuol dire che una foresta, quando si andrà a certificare, avrà un punteggio complessivo della sua tutela della biodiversità che gli permetterà di dire sì, sono una foresta che sto tutelando la biodiversità e mantengo le mie caratteristiche come sono, sì, sono a un buon punto, mi certifico, ma ho bisogno di attuare ulteriori pratiche per tutelare la biodiversità, no, il mio livello di biodiversità non è sufficientemente elevato, non ho la possibilità di certificarmi con lo standard PFC. Di conseguenza, però, diciamo, le foreste sono estremamente vaste. Questa, ad esempio, che troviamo qui nel Canzio, addirittura è di 6.570 ettari. Come facciamo a valutare una foresta così vasta per applicare questo servizio della biodiversità? La foresta è estremamente eterogenea. Effettivamente l'abbiamo considerato anche noi e abbiamo infatti deciso, non direttamente noi, ma Veneto Agricoltura con i suoi consulenti, ha deciso di certificarne solamente una parte di 1292 ettari. Questo perché il nostro standard richiede di valutare i 22 indicatori, le 22 specifiche della biodiversità su un'unità di riferimento che abbiamo definito come unità forestale omogenea. Questa definizione ci ha portato via tantissimo tempo perché è stato veramente un lavoro difficile. Abbiamo pensato di utilizzare come unità di riferimento la categoria forestale, ma non era idonea. La particella sarebbero stato veramente un lavoro troppo approfondito e estremamente costoso. Quindi alla fine si è deciso di impostare il lavoro sull'unità forestale omogenea, che viene definita come vedete riportato nelle mie slide. Quindi, ponendo l'unità forestale omogenea come unità su cui applicare gli indicatori, abbiamo poi suddiviso gli indicatori e le loro specifiche in indicatori che vanno rilevati a livello di unità forestale omogenea, quindi valutando complessivamente l'unità forestale, e indicatori che invece hanno bisogno di una maggior precisione di rilievo e che quindi vengono rilevati a livello di aree di saggio circolari di 1 ettaro. Che cosa significa questo? Che all'interno dell'unità forestale omogenea che abbiamo definito, considerando il piano di gestione della nostra area, stabiliamo una serie di aree di saggio rappresentative che vengono ovviamente collocate dal vostro consulente all'interno dell'area, che sono quelle in cui andare a rilevare determinati indicatori e specifiche del nostro standard. Come vedete abbiamo dato anche una serie di parametri che permettono di definire quante sono le aree forestali omogenee che devono essere individuate a seconda dell'estensione dell'area che stiamo certificando. 8, abbiamo fissato ad 8 il numero di aree di saggio minimo per raggiungere la certificazione. Per tutte le aree, quindi al di sotto dei 400 ettari, il numero minimo di aree da valutare è 8 per avere comunque una significatività anche dell'indagine che si sta svolgendo. Chiaramente dove c'è la regola c'è anche l'eccezione. Abbiamo previsto per quelle aree che hanno un'elevata uniformità una possibilità di ridurre del 30% i dati che si mostrano in tabella e nel caso invece di elevata complessività la possibilità di aumentare del 30%. Facciamo un esempio pratico. Questa è la mia unità forestale omogenea, molto probabilmente non sarà rettangolare per evidenti motivi, ma la riportiamo qui per facilità di comprensione. Come rileviamo quindi le nostre 22 specifiche? Beh, si percorre con un, come vedete, percorso non a zigzag, ma che percorre quasi uniformemente l'area forestale,
tutta l'area andando a passare per le nostre aree di disagio che sono identificate all'interno dell'area. Quindi, mentre passeggio, mentre percorro l'area all'interno del nostro percorso, rilevo quegli indicatori e specifiche che devono essere valutate a livello di unità forestale omogenea. Mentre quando incontro l'area di disagio mi fermo, ne stabilisco i confini ed analizzo i successivi indicatori e specifiche richieste. Questa è la tabella in realtà degli indicatori, anche in questo delle specifiche, scusate. Anche in questo caso non andrò ad elencarle. Come vedete in verde sono sottolineati 7 indicatori che sono solamente compilativi, quindi i qualitativi. In arancione gli indicatori che vengono invece rilevati a livello di unità forestale omogenea, che sono anch'essi 7, e gli ultimi 8 che invece hanno la necessità, li vedete in azzurro, di essere rilevati a livello di area di disagio. Ovviamente a questo punto la rilevazione delle due diverse tipologie di indicatori che ha bisogno di essere rilevato per unità forestale e per area di disagio è un po' diversa. Per quanto riguarda quelle specifiche che vanno rilevate a livello di unità forestale omogenea, mentre facciamo questa esplorazione lungo il percorso dell'unità forestale si rileva mediamente la condizione, si stabilisce un punteggio. Come vedete questo è un esempio di specifica, in questo caso è detrattiva perché va a considerare le specie alloctone presenti all'interno dell'area. Dopo che ho percorso la mia unità forestale stabilisco, a seconda di quello che ho rilevato visivamente, qual è il punteggio da attribuire a quella particolare unità forestale per questa specifica. Un po' più complesso invece è quello che dobbiamo fare in caso se consideriamo indicatori che fanno riferimento alle aree di disagio. In questo caso dobbiamo rilevare in ogni area di disagio il punteggio specifico per quella specifica. In questo caso mostriamo il rilievo di piante di grande dimensione, che è una delle specifiche presenti nel nostro standard, e poi per ogni area di disagio andrò ad indicare nella tabella presente sempre nella nostra checklist documento di progetto che vi ho mostrato inizialmente, riporterò i dati per ogni area di disagio e ne farò la media alla fine. Come vedete, la media dei valori che ho ottenuto sarà poi il punteggio della mia unità forestale omogenea. Quando avrò rilevato tutti i punteggi che riporterò in questa tabella, come vi dicevo prima, all'interno della nostra checklist PFC, avrò la possibilità di ottenere il punteggio totale dell'unità forestale omogenea come somma di tutti i punteggi delle specifiche che ho considerato. Come vi dicevo prima, c'è una tabella, sempre derivante dal progetto BioDelta 4, che ci indica quali sono i parametri a livello numerico che permettono la certificazione. Al di sotto di un punteggio di 15 non è possibile certificarsi per la biodiversità. Tra 15 e 25 ci possiamo certificare, ma devo indicare delle attività addizionali che metterò in pratica per aumentare la tutela della biodiversità della mia area. Al di sopra di 25 invece sono già ad un buon livello di biodiversità che dovrà essere comunque tutelata nel tempo. Io vi ringrazio, spero di non avervi detto troppi concetti tutti insieme. Lo standard è molto, molto complesso, come potrete vedere se avrete il piacere e la voglia di affrontarlo. E adesso lascio la parola al dottor Cassol che insieme ai suoi colleghi del progetto ha sviluppato gli indicatori che noi abbiamo selezionato. Grazie mille. Bene, buongiorno a tutti, intanto, adesso. Se si mette lì non la vede nessuno. Non la vede nessuno, perché devo vedermi così. Vuoi può spostare il PC, intanto possiamo spostare quel PC che sì, esatto, noi dobbiamo una cosa in presentazione, condividere lo schermo. Sì. Allora, buongiorno a tutti, io intanto inizio, mentre parte la presentazione,
Biodelta Forest è stato detto, è un progetto Interreg che si è concluso da poco, è un progetto che è durato 2 anni, i partner del progetto erano Veneto Agricoltura, quindi il partner, poi c'era l'Università degli Studi di Padova, il Dipartimento TESA, quindi il professor Lingua e i suoi collaboratori, poi c'era la Camera di Commercio del Tirolo. Ecco. Questi sono i 3 attori. Noi eravamo un gruppo invece di lavoro di professionisti che si sono occupati un po' di seguire gli aspetti di sviluppo di uno dei VP del progetto. Un progetto molto articolato a varie cose. Oggi parliamo solo dell'aspetto legato alla biodiversità. Volevo dirvi che per andare avanti, facciamo prima di dato civile. Ok. Ecco qui c'è scritto, possiamo andare pure alla successiva. Okay. Allora, vedete i partner, biodiversità, appunto il progetto Interreg, diciamo questo è un VP, poi ci sono altri VP che sono occupati di altri aspetti. Il tutto è stato poi confezionato, al di là di quelle che sono pubblicazioni scientifiche che stanno uscendo, eccetera, però in un volume anche cartaceo, diciamo, che non so, penso sia anche disponibile, in cui qui trovate tutto. Ecco, volevo solo dirvi che adesso parleremo solo di un aspetto. Scusate, faccio partire il cronometro, se no i 15 minuti Ok. Ecco, questo che vedete è un po' lo schema, diciamo, il diagramma di flusso delle fasi di lavoro, su cui non mi soffermo particolarmente. Comunque c'è, adesso lo vedremo mentre vi racconto un po' quella che è stata questa bella avventura. C'è stata un po' un'interlocuzione tra quella che è stata un'attività più, voglio dire accademica, però diciamo più di statistica, eccetera, a un lavoro fatto attraverso, diciamo, giudizi esperti e cose di questo tipo. C'erano 2 aree, una era un'area in Cansiglio, e una era l'area del Cansiglio, l'altra area pilota era nel comune di Ampezzo, quindi in Carnia, su boschi, sempre boschi come abete bianco, come quindi abietetti, piccio abietetti, cose di questo tipo qua. Ecco, sono stati raccolti dati in più di 100 aree di saggio, ecco. E in queste 100 aree di saggio sono stati fatti una serie di rilievi che adesso non vi posso raccontare. Questo è il primo anno. Poi, il primo anno abbiamo un po' elaborato i dati, ci siamo accorti che avevamo visitato foreste troppo belle, e quindi foreste belle, e quindi per poter capire quali erano i parametri anche poi da mettere, diciamo, nel sistema di certificazione anche verso il basso, siamo andati a vedere una serie di altri boschi in Veneto, sempre con abete bianco, in varie parti del Comelico e Feltrino, per vedere anche qui in Cansiglio abbiamo visto delle cose ancora più belle e delle cose un po' meno belle, per dire i boschi dove abbiamo fatto queste 100 aree di saggio, dove si collocavano, non so se mi spiego, perché questo era fondamentale, altrimenti veramente non si riusciva a chiudere il cerchio. Ecco, noi siamo partiti con una quarantina di indicatori, ecco, e su ogni area di saggio, su ogni area di saggio, abbiamo raccolto tutti questi indicatori, quindi abbiamo collezionato una mole di dati immensa, per dire, su ogni area di saggio, abbiamo fatto, su tutte le aree di saggio abbiamo fatto rilievo fitosociologico. Poi, attraverso il lavoro con l'università e le indagini statistiche, che io non sono neanche troppo in grado di spiegarvi, però abbiamo visto quali erano quegli indicatori, diciamo, che potevano anche, che portavano allo stesso risultato. In particolare, su cui voi non vedete, abbiamo sottoposto questi 35-40 indicatori a una specie di stress test, cioè per ognuno di essi abbiamo misurato, per esempio, quanto tempo si stava a raccogliere, abbiamo misurato quanto rappresentativo era per esperire la biodiversità, abbiamo valutato diciamo la variabilità del dato nel tempo, la possibilità se si doveva fare a piedi o se c'erano dei sistemi per farlo senza entrare in bosco, cose di questo tipo, in maniera da schermare questi indicatori e arrivare a un numero più ridotto, perché questa era un po' la missione che ci era stata affidata, di indicatori, per arrivare a una cosa che fosse applicabile, e applicabile non a livello di ricerca universitaria, ma applicabile nelle modalità che vi sono state spiegate prima.
e quindi effettivamente che potesse poi diventare una cosa utile. Ecco qua, vedete, diciamo, questa è solo una diapositiva, comunque sono state fatte queste analisi statistiche, analisi multivariate, cose di questo tipo che trovate nel volume e anche nel sito internet del progetto, se volete vedere. Ecco qua vedete un po' sostanzialmente, per dire, i 31 indicatori raccolti sul campo. In realtà gli indici di diversità strutturale sono risultati 90, per darvi un'idea, sono numeri così buttati in po' là, però per darvi l'idea della complessità del lavoro, e siamo arrivati ai 12, che poi grosso modo corrispondono ai 12 del PFC con qualche modifica, per i motivi che vi hanno già spiegato prima, cioè delle necessità che aveva anche il sistema PFC. Sono state tutta una serie di ragionamenti molto complessi. Io solo ve li accenno, per esempio misuriamo la biodiversità o misuriamo la naturalità, facciamo stime dirette, stime indirette, biodiversità reale o biodiversità potenziale. Cioè, dietro questo lavoro qua ci sono una serie di valutazioni e di ragionamenti che sono piuttosto complicati. Io ve ne esprimo solo uno perché il tempo non lo consente, ma è un po' per esempio la differenza tra biodiversità e naturalità. Gli ambienti agrari ben conservati sono ambienti di straordinaria biodiversità, lo sappiamo, però non sono ambienti naturali, sono ambienti costruiti dall'uomo. Quindi io, se devo misurare la naturalità in un ambiente agrario dell'Alpago, qui fuori, la naturalità è molto bassa, perché la naturalità sarebbe un bosco evoluto, una fustaia. Però se io vado a misurare la biodiversità degli ambienti agrari dell'Alpago, per parlare di un luogo più vicino, dove c'è un'agricoltura di tipo tradizionale, voi capite che la biodiversità è elevatissima. Quindi queste cose qua ci hanno portato via diverso tempo, anche molto divertente, molto piacevole, di discussione, di confronto, di continuo, in base ai risultati che venivano fuori dal lavoro, con l'università, fra di noi, con l'agricoltura, eccetera. Ecco qui, questi sono i 12 indicatori, diciamo, che erano emersi dal Biodelta For, che sono grosso modo quelli di PFC. Proprio molto velocemente, era giusto uno, per esempio, di quelli nuovi, è quello dei dendromicrohabitat, che è una cosa un po' particolare, una cosa un po', non dico complicata, però insomma ci vuole un minimo di attenzione. Non siamo noi che abbiamo inventato niente, ecco, dentro il progetto Biodelta For non è stato inventato niente, perché queste cose le fanno in misura diversa anche in altri stati d'Europa. Diciamo, noi abbiamo guardato ovviamente un po' tutta la letteratura, soprattutto quello che fanno in Austria e quello che fanno in Francia, quello che fanno anche in altre parti d'Italia, ma soprattutto, diciamo, in Francia hanno un approccio che è simile al nostro, e questo ci è stato d'aiuto per confrontarci e poi fare delle modifiche. Quindi riuscire ad andare nel bosco e cogliere questi aspetti, per esempio, ripeto, per questo indicatore, legati a quelle che sono queste minute presenze, che però è dimostrato dalla letteratura arricchiscono molto la biodiversità, la ricchezza faunistica di una formazione forestale. Questa, ritornando al concetto di prima, è una stima indiretta. Cioè noi abbiamo provato anche a misurare, per dire, con i rilievi fitosociologici, noi eravamo in grado di avere tutta la lista delle specie, tutti i dati delle comunità floristiche. Quello è un rilievo diretto. Questo dei microhabitat è un rilievo indiretto. Cioè io so, perché c'è tutta una letteratura che lo dimostra, che il fatto che ci siano tanti microhabitat corrisponde una grande varietà faunistica a livello non solo di fauna invertebrata. E quindi salta un passaggio, perché se io dovessi indagare in un bosco tutte le componenti, diciamo, faunistiche, diventa una cosa molto onerosa. Con questo sistema è una leggera semplificazione, però è robusta, cioè supportata scientificamente, riesco a saltare dei passaggi. Questo ragionamento qua è stato applicato su tanti indicatori. E qui poi ci sono i sistemi appunto di misura che grosso modo sono quelli di PFC, che poi abbiamo rivisto. È stato utile anche l'applicazione nel Consiglio e poi mettersi nei panni di quella che è la certificazione PFC per riguardare un po' le cose, risistemarle, rivederle, è stato molto, molto utile. Sui dendromicrohabitat, per dire, c'è un bellissimo manuale in lingua tedesca che è stato tradotto in italiano, che serve da guida, quindi vi ripeto, noi non abbiamo aggiunto niente, abbiamo leggermente semplificato. Oppure sulla necromassa legnosa, anche qui tutta una serie di ragionamenti su quale poteva essere le misure giuste per dire che
la necromassa aveva un certo valore, qui diciamo il Biodelta Flora introduce delle novità rispetto a quelli che sono i canoni tradizionali di misurazione del legno morto, per cui non siamo partiti per dire 10 cm, che di solito il legno morto si misura a 10 cm, ma è il legno morto un po' più largo, tutta una serie di ragionamenti abbastanza interessanti. Quello che è stato interessante molto dentro il progetto, di cui vi posso solo fare un cenno, è che l'Università di Padova, il Dipartimento TESA, ha un archivio di dati molto simili a quelli che abbiamo raccontato noi, per moltissime foreste, non solo d'Italia, ma soprattutto per foreste, diciamo, delle Alpi Dinariche, quindi della Bosnia, dell'Erzegovina, del Montenegro, piuttosto che della Croazia. Questo è stato utilissimo e bellissimo per noi almeno, perché ha consentito di mettere dentro, adesso qui non si vede, ecco, vedete, qui voi non vedete, però qui ci sono tutte le foreste, diciamo appunto quello che vi dicevo, della Bosnia, della Croazia, eccetera. E abbiamo inserito i nostri dati per vedere, per esempio, a livello di legno morto, di impianti di grandi dimensioni, dove si collocavano i nostri boschi. E voi vedete che questo è per il legno morto in piedi, per esempio, questo non è il Cansiglio, ma è la foresta di Ampezzo, questo è il Cansiglio, e effettivamente trovate nel sito internet, ma anche nel volume, trovate tutti i dati di riferimento, molto interessante, perché vedete su che livello, per esempio, le zone della foresta del Cansiglio che abbiamo studiato noi si collocano su livelli molto alti, non rispetto ai boschi di mezzo, rispetto a quelli che sono considerati addirittura boschi primigeni in qualche caso. Ecco, e qui vedete tutta una serie di misure, di cose che abbiamo fatto. Questa è sulla percorrenza. Ecco una cosa che ci tenevo a dire, ho messo questa diapositiva apposta, perché? Perché questo metodo noi abbiamo cercato di applicare tutte le tecnologie possibili. Per esempio per le radure, avendo il volo leader, si riesce noi l'abbiamo fatto sia a piedi sia col volo leader, si riesce ad arrivare a risultati eccezionali. Probabilmente anche altri indicatori con l'andare del tempo si possono risolvere in maniera più speditiva di come abbiamo fatto noi. Però questo è un metodo che presuppone di mettersi gli scarponi sui piedi. Noi non è che facciamo l'apologia, diciamo, del forestale vecchia maniera, quale noi siamo, però richiede, abbiamo visto prima, richiede di fare le aree di salto, andare dentro, misurare, camminare, guardare, tirare fuori il distanziometro, il binocolo, il relascopio, l'ipsometro, tutte queste cose qua sono indispensabili. Non ci sono scorciatoie, perché il metodo, ogni indicatore vi inchioda cose ben precise, che non riuscite se non fate questo sistema che ha un limite, ma è anche un valore. Ecco, per questo con Biodelta Flora abbiamo avuto un'idea, che PFC spero poi raccolga, abbiamo fatto un manuale da campo, che è un manuale, diciamo, è un manuale cartonato, che può prendere la pioggia, che può andare dentro lo zaino, che non si piega, che è sintetico, che spiega le cose in maniera sintetica. E questo veramente che si gira bene le pagine, sono delle banalità, abbiamo un po' mutuato da quello che fanno in Inghilterra, che sono maestri su queste cose qua. Però questa cosa qua vuol dire che tu hai una cosetta semplice, che però quando sei dentro sai cosa devi fare, come devi farlo, cosa devi scriverti, eccetera. Quindi io faccio l'invito al PFG, se avesse voglia, risorse e cose, di fare una cosa simile, perché veramente secondo me è utile. Noi adesso ovviamente facendo le prove per la certificazione con Cansiglio l'abbiamo usato e è anche comodo. Ecco qui sto finendo. Qui vedete delle tabelle astruse, però noi quando abbiamo fatto questo lavoro, il lavoro di Biodelta Flora non era quello di certificare la foresta del Cansiglio, non era questo, era quello di trovare un metodo per valutare la biodiversità, quello di questo gruppo 3. Questo è bene che sia chiaro. Però poi alla fine del lavoro abbiamo detto, adesso che abbiamo fatto, proviamo, come agricoltura, proviamo a vedere cosa viene fuori in Cansiglio. E abbiamo fatto delle prove, qui vedete delle tabelle, i numeri su aree di saggio, sono cose un po' astruse, ma è un foglio Excel, non è che sia, non che ci sia tanto dietro. Sono tutti i numeri e viene fuori sostanzialmente quello che abbiamo detto, cioè che le foreste che abbiamo visitato noi sono
hanno una biodiversità molto elevata. Uno poteva dirlo anche prima, probabilmente, come questo esperto, però qua ci sono dei numeri che lo ratificano. Viceversa, sono venuti fuori anche alcuni limiti della foresta del Cansiglio, che è inutile nasconderci, perché la brucatura del cervo comporta una detrazione. Avete sentito prima la Francesca, vedete, noi abbiamo degli indicatori che hanno meno, no? Che sono, fra questi indicatori che possono avere un meno, è la rinnovazione. Sul Cansiglio, diciamo, tutti il meno possibile per la brucatura se li prende per la questione del cervo. E quindi questo sistema qua, gli indicatori osservati con un modo critico da persone che sanno cos'è questo sistema, ti consentono anche di dire dove tu devi portare la gestione, cosa devi migliorare nella gestione per alzare il tuo punteggio. Non solo questo, ma anche in quali zone del bosco, no? In quella parte di là, piuttosto che in quella, in quella ho bisogno magari di più grandi alberi, in quella sarebbe meglio lasciare un po' di legno a terra, lì c'è un problema di brucatura, là magari recuperiamo qualche radura in modo più corretto, in maniera che possano entrare i vertebrati, eccetera. Quindi la cosa che noi abbiamo sempre detto, ma ci siamo sempre confrontati con Veneto Agricoltura, è che questo non è un esame, voglio dire, che uno prende un voto, no? È una cosa che ti deve accompagnare nella gestione, è uno strumento che ti deve aiutare. Ti faccio un esempio, uno degli indicatori sono le cavità con le nidificazioni, no? Ma questo ti dovrebbe aiutare nelle gestioni, intanto a vedere dove sono, poi dove non ci sono, dire, ma adesso qui io non ho cavità, come faccio a realizzare una pianta grande? Metto una cassetta nido magari, per la civetta capogrosso, metto un qualcosa per migliorare quella, non so, non ho zone umide, faccio magari una piccola zona umida perché ci sono degli anfibi che, cioè, e quindi dovrebbe avere, questa sarebbe l'ambizione, ma credo che PFC raccolga assolutamente questo anelito, che è quello proprio veramente che ci sia un continuo confronto con quelli che sono i risultati che escono da queste analisi, perché se no per prendere un voto 27,5 che prende il Cansiglio, vabbè, però ho capito, dopo hai finito, dopo ne riparli la volta dopo, ma non è questa la logica. Ecco, qui appunto è il Cansiglio, come vi ho detto, qui c'erano delle immagini, ma vado a finire. L'unica cosa che volevo dirvi è che quello che abbiamo fatto noi qui, no? Abbiamo detto dove può essere applicato, così come è uscito da qua, cioè boschi, abete bianchi, in determinati tipi di foreste, che nel Triveneto sono questi, sono tantissimi. Ma voi dite, oggi stiamo parlando di PFC, ma PFC mica certifica solo queste, certifica dappertutto. Allora, noi ci siamo guardati un po', abbiamo guardato un po' il metodo, ci siamo guardati dietro di noi cosa succede per le altre foreste. Succede che gli indicatori vanno bene, chiaramente i parametri dentro vanno ritarati, perché io non posso mettere, noi abbiamo messo 60 o 70 la dimensione della grande pianta, 60-70 la dimensione della grande pianta qui, ma se tu sei in un'altra situazione, il castagno può raggiungere i 90, mi pare che abbiamo messo lui. Se sei in un'altra situazione non può essere quella la misura, perché non te ne casca dentro una, non so se mi spiego, no? E quindi vanno rivisti questi aspetti qua. E l'altra cosa che noi lo sappiamo, che ancora c'è un po' di lavoro da fare, è traslare questo metodo sui cedui, perché il ceduo è un altro mondo, è un'altra concezione, sono boschi, alcuni, non so voi, io li apprezzo molto a determinate condizioni, no? E lì va sviluppato un ragionamento diverso che penso che si potrà fare e sviluppare. Ecco, scusate, sono andato un po' veloce, però i minuti erano, spero di avervi dato un'idea, però veramente sia il sito sia le pubblicazioni, per chi avesse curiosità, anche per vedere le altre cose che sono state fatte dentro il progetto Biodentafor, che sono anche molto interessanti e molto simpatiche. Grazie. Grazie, l'entusiasmo e la passione di Michele è contagiosa, questo mi permette di dire appunto quanto la competenza professionale sia indispensabile per poter avere dei risultati di questo genere. Ultima riflessione prima di dare la parola a Giustino Mezzalira, che rappresenta Veneto Agricoltura e fa le giuste conclusioni di questo seminario, è che è veramente interessante aver visto come alcuni disturbi ecologici, come
il Veneto come Vaia ha alla fine incrementato quella che è la biodiversità, e quindi sono anche felice di partecipare questo pomeriggio alla presentazione del progetto Life Vaia, appunto, che incrementa la possibilità di verificare come i prodotti del sottobosco ripartono perché c'è questo disturbo. L'altro elemento è che l'arrivo del lupo ha permesso anche di ridurre la pressione degli ungulati, e quindi è ripartita la biodiversità di varie specie. È molto interessante vedere come, nonostante siamo in una foresta di altissima biodiversità, come è certificato, abbiamo ancora degli elementi da aggiustare per incrementare questa biodiversità. Quindi lascio la parola a Giustino Mezzalira, e poi alla fine del suo intervento verrà fatta una micro cerimonia di consegna del certificato che CSQA darà a Foresta Amica e a Veneto Agricoltura. Prego, a te la parola. Grazie Antonio, un saluto a tutti voi, ufficiale da Veneto Agricoltura, dal nostro direttore Nicola Dell'Acqua, che purtroppo in questi giorni ha dei problemi suoi personali di salute, quindi non riesce a rispettare tutti gli impegni che si era preso. Beh, io vi devo dire che, a parte vedere questa manifestazione, il festival, grazie a Lucarone Fiere, la fiera, Boster, qui in Cansiglio mi mette veramente un enorme gioco. E mi fa molto piacere portare le considerazioni conclusive, perché da quando ho la responsabilità di gestire le foreste demaniali di Veneto Agricoltura mi sono sempre posto l'obiettivo che le foreste sostanzialmente funzionino come un laboratorio di innovazione. Sa qualcosa Paola? Berto, saluto, che ringrazio sempre quando entro qui dentro, perché grazie a lei che c'è questa meravigliosa realizzazione, e Paola è stata con me per molti anni come dirigente del settore delle attività forestali, e sa quanto abbiamo sempre ragionato sul fatto che le foreste demaniali che senso hanno? Perché non le facciamo gestire normalmente i comuni o non le diamo a gestire dei privati? Perché sono uno straordinario laboratorio, lo diceva Luzzati nel 1910, quando ha creato l'azienda di Stato per le foreste demaniali. Questa è la funzione, essere esempio e in un certo senso linea di traguardo per tutti i gestori. E quello che stiamo facendo qui con BioDelta 4 è esattamente questo. È quello che adesso ha chiamato PFC a scegliere il Cansiglio come laboratorio per testare il suo innovativo metodo di certificazione di biodiversità, è proprio perché questo è un laboratorio. Ecco, quindi vedere questo progetto che va a buon fine, che raggiunge i suoi risultati, veramente mi lascia molto molto felice. Ecco, la considerazione finale che però volevo fare con voi è questa. Quanto è importante adesso usare questo strumento di certificazione della biodiversità? Perché uno potrebbe dire, vabbè, mi aggiungo, avete presente lo sketch del generale Figliuolo che si attacca sempre qualche medaglia in più la crozza, se avete visto. No, noi vogliamo aggiungere una medaglia in più. Abbiamo bisogno di certificare i servizi ecosistemici delle foreste perché noi li vogliamo vendere, punto. La certificazione forestale non la faccio solo perché mi piace mettermi una bandierina in più, ma perché voglio vendere meglio il mio legname. Ecco, allora su questo tema, sul pagamento dei servizi ecosistemici, su a chi vendo i servizi ecosistemici, c'è un enorme dibattito e l'ha già citato Antonio Brunori. Proprio ieri qui c'è stato il kick-off meeting di quello che sarà il prossimo progetto che infesterà la vita di Massimiliano Fontanive, che oltre a dover gestire l'ordinario, con sempre maggiore fatica della foresta del Cansiglio, dovrà gestire anche lo straordinario, come è stato con BioDelta 4. Lo ringrazio veramente tantissimo per quello che ha fatto qui in cima. E questo LIFE nuovo si chiama LIFE Vaia, dove Vaia è un acrostico, non è un acronimo, cioè ha un significato proprio, perché va a agire su foreste disturbate per però sostanzialmente fare una cosa, provare a far sì che quello che la foresta non può più dare dopo una distruzione, Vaia
ha buttato giù dei pezzi di bosco, come ha detto Antonio prima, adesso non ho più il bosco, io come proprietario non ho più l'entrata annuale dal piano economico che ogni anno per ettaro taglio 1, 2, 3, 4 ettari a seconda del tasso di ripresa che ho, e quindi io sto lì 10, 20, 30, 50 anni ad aspettare che l'alberello che ho messo giù, che mi costa un sacco di soldi, possa andare a buon fine. Ecco, allora l'idea è nata grazie a un confronto tra tante teste, tra queste teste c'era quella di Rigoni di Asiago, che più o meno sapete tutti cosa fa nella vita, e l'idea è stata quella di dire vediamo se riusciamo negli anni di buco tra la distruzione e il prossimo entrata da legname, se posso vendere altre cose, se posso vendere alcuni prodotti forestali non legnosi, per esempio i piccoli frutti, ecco Rigoni di Asiago, che magari vado addirittura a coltivare in bosco. Ecco gli orti forestali del progetto Life of Gaia, che sembrava un'idea folle, ma se l'Europa ci ha dato 6 milioni di euro, vuol dire che l'idea gli sembra piuttosto interessante. E andiamo a vendere i servizi ecosistemici. Per adesso sappiamo che c'è un mercato per il carbonio e c'è molto fermento su questo tema. Vedremo se ci sarà un mercato per la biodiversità, se ci sarà qualcuno che vorrà mettere nella propria responsabilità sociale di impresa una B Corp che vorrà dire io sto facendo cose concrete per far crescere la biodiversità nei boschi e lo dimostro perché sto intervenendo in quella foresta che oggi è a un certo livello, Michele, e lo sto portando io grazie al mio investimento, sarò io che metterò le cassette nido, sarò io che metterò le aree per portarci dentro le api e migliorare la capacità di impollinamento, sarò io che creerò le zone umide, sarò io che farò quegli interventi per aumentare la biodiversità. Ecco, quindi grazie a questo progetto che fra l'altro ha un importante partenariato, perché abbiamo partner francesi, abbiamo partner spagnoli, e il Consiglio torna ad essere uno straordinario laboratorio, quindi preparatevi agli orti forestali, preparatevi alle tante cose che questo progetto porterà nei prossimi anni. Ecco, avere uno strumento come quello di PFC che finalmente certifica in modo oggettivo, perché questo è il grande risultato, non è un metodo deduttivo, è un metodo induttivo, che parte dal basso, boot on the ground, ha detto i Marines del bosco ci devono continuare ad essere, non bastano solo per droni, satelliti o modelli matematici predittivi. Ecco, da questo punto di vista penso che quello che abbiamo fatto come Veneti, come italiani, sia di nuovo figlio del nostro straordinario genio italico. Grazie a tutti. Allora, per arrivare alla conclusione siamo perfettamente nei tempi. Invito qua al tavolo Michele Nenz, che rappresenta appunto Foresta Amica, e invito anche Davide Troncon, che è CSQA, è l'auditor che ha consegnato la certificazione, e invito anche Francesca Dini, che rappresenta il PFC. Lascio la parola un attimo appunto a Michele Nenz, perché so che questo è il primo momento di una serie di attività e poi verrà consegnato, anche se in maniera un po' informale, perché in realtà la certificazione prevede una serie di documenti, da CSQA a voi per concludere questo momento. Magari lo facciamo davanti al tavolo, no? Però adesso chiedo a Michele Nenz se può parlare, anche perché così per chi ci vede da lontano, prego. Grazie a tutti, io rappresento il gruppo di certificazione forestale PFC che è denominato Foresta Amica, promosso da Coldiretti. Sono un rappresentante di chi poi effettivamente le cose le fa e le farà. Ovviamente Veneto Agricoltura all'interno del gruppo ha un'importanza notevole, l'ha dimostrato anche per essere capofila di questo progetto importantissimo sulla biodiversità. Sicuramente anche gli altri attori della filiera della Foresta Amica hanno intenzione di promuoversi. Quello che ci piacerebbe fare è effettivamente divulgare quello che oggi abbiamo sentito, anche al cittadino comune. Quello che ha spiegato oggi Michele in maniera molto pratica e molto semplice, secondo me, è fondamentale. La naturalità, la biodiversità, ci riempiamo la bocca molto spesso
di parole, ma non sappiamo neanche di che cosa stiamo parlando. Quindi va spiegato sicuramente ai componenti dei gruppi di certificazione, ai proprietari forestali, ma anche al cittadino consumatore. Io, prima la Francesca ha terminato dicendo se qualcuno vuole portare avanti la certificazione, beh, io concludo il mio intervento dicendo che noi vogliamo, ci siamo e sicuramente sarà nostra cura di divulgare e diffondere quelle che sono le iniziative di BioDelta4 e di quello che PFC oggi, ma il CSQA, ci ha dato come primo, diciamo così, riconoscimento. Grazie. Grazie. Allora, vi invito a venire qua davanti al tavolo. Questa è una copia del certificato che ha al suo interno anche un appendice dove definisce quali sono le foreste. Quindi chiedo a Davide Troncon di CSQA, di un esposto, di consegnare a entrambi, perché Foresta Vita e Francesca Dini, che ha sviluppato insieme a BioDelta4 questo standard, di consegnare, diciamo, questo momento che è decisamente per noi un momento di emozione e di orgoglio. Grazie ancora. Allora, per permettere all'organizzazione di sanificare la sala, ci è stato chiesto di uscire e poi rientrare per l'inaugurazione del festival. Grazie ancora. Capo, dottor Franco.